Guido era un bambino di campagna, nato in una grande famiglia piena di affetto e semplicità. Ogni giorno attraversava i campi verdi per andare a scuola, ma c'era un momento speciale che riempiva il suo cuore di meraviglia. Durante il tragitto entrava in una piccola chiesa e si fermava sempre davanti a un crocifisso. Quel crocifisso, con il suo volto sereno e le braccia aperte, sembrava parlare direttamente a lui. Guido sentiva qualcosa di profondo muoversi dentro. Io lo guardavo e lui guardava me, avrebbe raccontato più tardi, con un sorriso dolce e occhi pieni di luce. Crescendo, il suo desiderio di servire Dio diventava sempre più forte, ma il cammino non era facile. Guido soffriva di una malattia che lo rendeva debole, tanto che in molti suggerivano di rinunciare al suo sogno di diventare prete. Ma Guido, con una forza che andava oltre il corpo, trovava coraggio nella fede e così, con la benedizione di un vescovo saggio e comprensivo, un giorno riuscì a diventare sacerdote. Il suo cuore, però, non si accontentava solo di servire nella sua terra. Guido aveva un sogno, voleva portare il messaggio di amore e speranza di Gesù in terre lontane. La storia del grande missionario Francesco Saverio lo aveva conquistato. Francesco aveva dedicato la vita a portare il Vangelo in Cina, ma la morte lo aveva fermato prima di realizzare il suo sogno più grande. Guido voleva continuare quella missione, ma la sua salute non gli permetteva di viaggiare così lontano. Non si fermò. Con una determinazione incredibile, fondò un istituto per formare altri missionari, pronti a partire al posto suo. Erano pochi all'inizio, ma il fuoco della passione per il Vangelo bruciava forte nei loro cuori. Guido li accompagnava con la preghiera, li incoraggiava con parole piene di fede e, quando era il momento, consegnava loro una croce, simbolo della missione. 2 di loro partirono per la Cina, realizzando così il sogno che Guido aveva custodito nel cuore fin da ragazzo. Nel frattempo, Guido divenne vescovo della sua città natale. Anche qui non smise mai di lavorare per diffondere l'amore di Dio. Visitava ogni villaggio, incontrava i fedeli, insegnava loro l'importanza della carità e della fede. Era un pastore instancabile, sempre vicino ai bisognosi, specialmente durante gli anni difficili della guerra, quando tante famiglie soffrivano. Nonostante la sua salute precaria, Guido un giorno riuscì a realizzare uno dei suoi desideri più profondi: partire anche lui per la Cina, dove visitò i suoi missionari e vide con i suoi occhi il frutto del suo lavoro. Quella terra lontana, che da tanto tempo sognava, ora era più vicina che mai. Guido era felice, il suo cuore traboccava di gioia. Il sogno di Francesco Saverio, in un modo misterioso e meraviglioso, si era compiuto anche grazie a lui. Quando tornò in Italia, il suo corpo era ormai stanco, ma la sua anima era più viva che mai. Concluse il suo viaggio terreno con la stessa serenità con cui aveva iniziato, affidandosi totalmente all'amore di Dio. E così, il 5 novembre, si addormentò per sempre tra le braccia del suo Signore, accompagnato dalle preghiere dei suoi confratelli. Oggi, la sua vita e la sua opera continuano a ispirare tante persone. La sua fede incrollabile, la sua forza d'animo e il suo grande amore per la missione sono un esempio luminoso per tutti coloro che desiderano seguire il cammino di Gesù, ovunque esso porti.
Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.